non solo rosso, il centro poi di Tramontana di Veneto Agricoltura qui a Rosolina, in provincia di Rovigo, si colora di queste incredibili tonalità natalizie che ovviamente vedono il rosso primeggiare, però anche colori screziati, gialli, rosa. Sono le stelle di Natale, le poinsettie, che Veneto Agricoltura propone come confronto varietale, unico centro in Italia, forse il più importante in Europa. L'attività in questo settore ritenuto molto importante per la Regione Veneto è quella soprattutto di innovazione varietale. Innovazione varietale perché comunque ogni anno le diverse ditte vanno a migliorarsi, vanno a registrare i nuovi materiali che devono essere testati da diversi punti di vista e confrontati con altri materiali già commerciali. Quindi Veneto Agricoltura si presenta come ente terzo super partes. Esatto, questo è il nostro vantaggio, essere dipendenti della regione, per cui abbiamo una caratteristica di valutare tutto il materiale alla stessa maniera e quindi dare dei giudizi, permettetemi il termine, spassionati sul materiale più promettente, sul materiale più performante. Quali sono le altre prove che fate? Sono prove orticole di innovazione di processo di prodotto, quindi prodotto varietale di processo tecnico-coltivazione. Facendo un esempio, dal pomodoro al cetriolo, al peperone, alla lattuga, a tutti quei prodotti che ovviamente hanno un riscontro economico produttivo importante nella regione Veneto. Qui in questo caso faccio un esempio: il 27 novembre c'è stato un grosso convegno sulla tematica dei nematodi, una problematica, un parassita dannoso per tutte le colture orticole, dall'aglio alla zucca, ed è giusto andare a informare i produttori assieme al servizio fitosanitario della regione Veneto, che sono poi colleghi, quello che si potrebbe fare nel prossimo futuro. Qui abbiamo diverse tipologie di coltivazione della poinsettia, per la quale è molto importante dal punto di vista commerciale la taglia, nel senso che abbiamo una taglia grande che è molto importante per i coltivatori perché è quella sulla quale riescono anche a spuntare il maggior margine dal punto di vista del guadagno. E in questa prova siamo partiti da 130 quasi varietà per arrivare, dopo alcune selezioni operate dalle ditte che fanno il miglioramento genetico, a un centinaio circa di varietà che ora sono in mostra, di cui una parte sono già commerciali da molto tempo, altre invece sono state introdotte quest'anno come novità assolute, altre andranno avanti come test per l'anno prossimo, anche sulla base delle scelte che le ditte operano qua, anche sulla base delle indicazioni che vengono date da chi visita la prova. Le prove sono molto cambiate nel tempo, perché un tempo si partiva da pochissime varietà, poi il mercato si è molto allargato e si sono aggiunte aziende. Una volta c'erano tipo 3 ibridatori in tutto il mondo, adesso ogni azienda fa la sua ibridazione, quindi ripeto, una volta si faceva un solo vaso di coltivazione e una quarantina di varietà. Vuol dire che in questa serra era sufficiente a fare la prova. Noi da diversi anni, da quando è iniziato Veneto Agricoltura, abbiamo iniziato a fornire le varietà di stelle di Natale per permettere di coltivarle e avere un assortimento il più vasto possibile. Veneto Agricoltura è attualmente l'unico istituto italiano che fa delle prove comparative fra i diversi fornitori e produttori di varietà. E a voi cosa serve? Serve per i produttori come l'Azeri e anche i nostri colleghi concorrenti, e serve anche inoltre e soprattutto ai floricoltori italiani ma anche europei, che vengono, gli ibridatori da tutta Europa, anche dagli Stati Uniti, vengono qui a vedere queste prove e valutare le loro varietà in confronto alle varietà della concorrenza. Come mai qui? Per valutare le nuove varietà di poinsettie presenti sul mercato e confrontare così con le varietà precedenti. Ecco, quanto è importante per voi questo tipo di confronto, che mi pare poi sia l'unico in Italia? Sono molto importanti queste cose, secondo me. E prima di tutto perché c'è la possibilità appunto di confrontare e di vedere sotto test queste prove, penso essendo poco manipolate. Forse le prove che fanno le varietà, i cosiddetti campi aperti o prove aperte che fanno le ditte private,
c'è il pensiero per noi floricoltori che possono essere un po' più manipolate, e questo è una prova dove ci sono tante varietà messe a confronto, e il pensiero che abbiamo noi è che qui si veda realmente le caratteristiche di ogni singola varietà. È molto importante perché è l'unico centro che mette a disposizione di noi produttori, di noi floricoltori, la possibilità di confrontare le varietà di piante presenti sul mercato. È un punto di riferimento per noi coltivatori. Quindi il centro Politramontana è un centro di eccellenza? Questo sicuramente sì. Sono proprio convinto perché, ripeto, qui ci si può confrontare sulle varietà nuove, sulle tecniche di coltivazione, sulle nuove tecniche anche di coltivazione che le piante richiedono, perché varietà nuove richiedono anche qualche adeguamento nelle tecniche culturali, e questo qui chiaramente i tecnici presenti qui nel centro sono continuamente, giornalmente portati a testare, a provare per verificare se le tecniche sono adeguate alle piante, e offrono poi a noi delle indicazioni molto utili per proseguire il nostro lavoro.